il successo non è stato favorevole alla sua fama, perché alcuni hanno detto che era un premio Nobel immeritato e quindi hanno continuato a circolare delle idee sbagliate oppure vecchie. Ecco, quindi c'è stata una visione, secondo me, limitata e fuorviante. Dopo la morte, a mio parere, è successo quello che è successo a tante donne scrittrici. Quindi lei fa parte un po' del destino delle donne scrittrici che non trovano spazio nelle antologie, vengono considerate letteratura minore e diciamo anche il pericolo è quello di vedere questa letteratura come una letteratura settoriale che si occupa di argomenti settoriali. Invece le grandi scrittrici come Virginia Woolf, Marguerite Yourcenar oppure la Simone de Beauvoir affrontano temi universali anche se stanno parlando di temi femminili, oppure non hanno nemmeno bisogno di parlare di temi femminili. Rossana De Dora soprattutto ci sta restituendo la statura internazionale di Grazia Deledda. Guardate, non è la letteratura al femminile come molti temi, è la letteratura che non ha aggettivazioni. I Promessi Sposi cosa sono? Letteratura maschile, Masior Marcus, Guerra e Pace, letteratura maschile, è letteratura, quella della Deledda è letteratura.